In queste puntate, biblioteche, le iniziative per i giovani, scuole e comenci in lavori e carducci, museus, i numeri di un successo e appuntamenti delle settimane. La biblioteca Ioppi è in manea anche quest'anno un gruppo di iniziative per i lettori grandi e piccolini, in grazia di attività delle sezioni per i fantasmi e delle sezioni moderne. Il programma per da buon ore è stato presentato dai responsabili delle biblioteche in una tavola ronda con operatori e insegnanti. Storie di orze e giardini segreti, conti sulle più antiche tradizioni popolari furlani, viaggi immaginari. Tutti questi sono ingredienti per svegliare i nostri fantacins, verso l'educazione e da rispetto per l'ambiente. E saranno anche diventati incontri per conoscere autori e romanzi della letteratura internazionale e gitti sempre dai tesauri poi dai scansi delle biblioteche per orientarsi in libri e volumi. L'obiettivo è chiattare le maniere più giuste per convincere i fruttati ai lettori di prendere diversi linguaggi, da musica al cinema alle comunicazioni. Il progetto Youngsters del COP d'Amatra ha l'aiutato a mettere ogni studenti di seconda e terza superiore, con sacci di lettura a sorprese e interventi di approfondimento dentro e fuori des aulis. E saranno anche i bibliocicerons, che vi daranno i fantasmi superiori dentro le stanze delle istituzioni librarie. Un fantasma si scoviggeranno i segreti dall'orto e dal giardino, ma si rivelerà anche di Strassà, un percorso col titolo per Furlan che racconterà ai più piccoli le strategie per non buttare via nulla. L'educazione e sostenibilità verrà curata dall'associazione 0432 in collaborazione con l'AREA, il laboratorio regionale di educazione ambientale dall'ARPA. E cominceranno in corto i lavori di slargamento e che per diavare le barriere architettoniche delle scuole primarie Carducci di Via Altresesi. La PALT, vendi una ditta di Spilimberg, durerà 90 giorni e i lavori costeranno 210.000 euro. Il DUT per fare un stiale di collegamento col primo piano dell'edificio e installare un ascensore realizzando un collegamento couvert con la palestra perché i frutti non si bagnino salve di plovi quando hanno la fa educazione fisica. Sul fronte del sparagno energetico, sui muri di furo sarà poato un isolamento a cappotto e sarà messo su new serramenti. Tutti i lavori saranno da voi senza interrompere mai le lezioni. L'assessorata ai culture del Comune di Udine ha fatto un primo bilancio delle politiche museali di quest'anno. Risultati sono buoni sono stati registrati delle mostre in Chistiel, alle gallerie di arte moderne, a Palazzo Giacomelli, a Palazzo Morpurgo e in Teglesi di San Francesco. Quasi 3.300 persone, per esempio, hanno visitato sul Chistiel la mostra Consilium in Arena, in mandeata per prima edizione des giornali dal Tiepolo. Numero che conferma, secondo l'assessore cultura Luigi Reitani, la validità di un'iniziativa che proponerei anche l'Ancalven, perché tanti dei visitatori sono stati turisti, foresti, venuti di queste. La crescita delle visite in questo periodo ai musei del Chistiel è stata del 45%. Buoni numeri se vengono anche delle mostre su Maria Ippoliti, pioniera del paesaggio in plein air, che si è da vuelta alle gallerie di arte moderne. E sono stati di fatto 1.240 i visitatori che hanno dato un cucca in mostra in via d'Impiece. A Palazzo Giacomelli la mostra su Lea d'Orlandi ha registrato 1.116 persone che le hanno vedute. 1.134 biglietti e sono stati venduti in vestita all'Eglise di San Francesco per mostre Praga di una primavera che altre 1968-69. Reitani annota che la politica culturale dell'amministrazione di Udine si può definire low cost, che non strassa base publics e non sgonfia i numeri dei visitatori per farsi biele. In totale, i visitatori del museo sono cresciuti di 5.350 volte a 8.277 dai mesi di maggio a settembre di quest'anno. Altre novità sono state le mostre dall'ex marchiato del PES, vengono state le gallerie Tina Modotti. Qui, tutti caso, le entrate sono sempre state sorrenuglie. Le mostre che sono state slogate salì e antiradoglie passa 3.000 visitatori in tale stato. Gli appuntamenti delle settimane.
Performance e concerti per 15 Festival di Nuove Musiche Contemporanee a Città di Udine 2009, martedì 6 13, mercoledì 14, venerdì 6 16 e domenica 19 di ottobre, des 9 di sera al Teatro San Giorgio. Per inquintri con l'autore della Biblioteca Ioppi, Renata Lunzer è presente il suo libro I Redenti, intellettuali giuliani del Novecento. In sala Iace, mercoledì 14 di ottobre alle 6 di sera. La Tratti, adattamento di La vedova di Scolce di Salvatore Nifoi, per cura dal Teatro Club e di Accademia Nico Pepe. Venerdì 16 di ottobre alle 9 di sera al Pala Mostre.